L'Associazione Laicale Missionaria per la prima volta si riunisce ad Agrigento. La tecnologia al servizio delle imprese, incontro alla Camera di Commercio. Riapre la chiesa di San Domenico di Licata. Tragedia nel mare di San Leone dove un uomo muore annegato. Abusi su minori, un arresto a Catania. Per lo sport, giro podistico ad Ustica. Benvenuti su TVA Notizie, WeCalm 2024 Mediterraneo, l'associazione laicale missionaria per la prima volta ad Agrigento, anche in ricordo della visita di Papa Francesco a Lampedusa. Arturo Cantella. Allora, sono Mimmo Gambino, sono un volontario ALM, Associazione Laicale Missionaria, di cui abbiamo qui rappresentanti Graziana Scalco della Diocesi di Vicenza, la presidente e la consigliera nazionale dell'associazione, lei un'associata. Per la prima volta abbiamo scelto Agrigento per organizzare questa settimana, questo campo missionario dedicato non solo ai partecipanti del campo, che tra l'altro rappresentano ben 8 diocesi italiane che hanno accolto questo invito. Siamo 12 rappresentanti da diverse diocesi, tra le quali Torino, Vicenza, Roma, Oria, Bari Bitonto, Padova, credo di non dimenticarne nessuna. Quello che volevo dirvi è che abbiamo scelto questa data, questo periodo, in ricordo dell'anniversario che Papa Francesco venne a Lampedusa. Infatti abbiamo scelto come titolo del nostro campo, del nostro primo WeCalm, Mediterraneo, proprio per ricordare che il Mediterraneo è un luogo di incontri, un luogo dove si stabiliscono le relazioni, e in particolar modo abbiamo deciso, noi siamo abituati come associazione laicale missionaria ad andare fuori, all'estero, alle missioni, accompagniamo giovani da diversi anni. Questa volta abbiamo voluto organizzare un campo per far conoscere ciò che all'interno della diocesi di Agrigento si fa e poter condividere le nostre esperienze con le esperienze dei rappresentanti dei paesi, delle altre diocesi, e quindi continuare a creare quelle relazioni che sono tipiche nostre del Mediterraneo. Che esperienza state facendo ad Agrigento? In sostanza, alla fine, dopo quello che ha detto Mimmo, un campo di animazione missionaria itinerante. Quindi ci sposteremo di paese in paese, incontreremo le comunità, incontreremo le persone, faremo esperienza di vita di animazione missionaria con le persone di Agrigento e delle varie comunità che incontreremo. Ecco. Cosa significa incontrare gente nuova e parlare di queste cose importanti? Per me questo significa un mondo, aprirsi a un mondo che magari non ho mai vissuto, un mondo di riscoprire il Signore. E il Signore in questo nuovo volto che mi presenta davanti a me. Per me questo è molto importante. E poi siccome una volta vedevamo solo le missionarie che venivano in Africa, adesso è un'altra esperienza essere qui e continuando a essere la missionaria che potevo essere in Africa anche qua, perché anche qua c'è bisogno. Questo per me è molto importante, poi mi incoraggia di andare avanti. Il tuo nome, scusa? Il mio nome è Perpetua Nsenje. Vengo dallo Zambia che è il sud centrale dell'Africa.
Oggi è il primo incontro della WICALM, Associazione Laici Missionari, ad Agrigento. Sì, questa bella iniziativa che si iscrive in un percorso lungo, molto più lungo della mia permanenza qui ad Agrigento, perché è un rapporto che inizia quando la diocesi di Agrigento era in Tanzania, nella parrocchia di Ifmani, e adesso per la prima volta l'Associazione Laici Missionari guarda in qualche modo al territorio e sta sperimentando questa settimana itinerante ed è la prima volta che la accogliamo anche qui ad Agrigento. La missione è un po' la parola d'ordine oggi, al di là dei luoghi dove si svolge, no? Ma è il volto attuale della Chiesa. Quando Papa Francesco ricorda con quella frase, no? Una Chiesa in uscita, una Chiesa in uscita, uscire da dove? Uscire per andare verso dove? No? E la Chiesa in uscita è questa Chiesa che si apre a una pastorale missionaria che annuncia il Vangelo nelle situazioni anche più impegnative, nelle regioni del mondo dove il Vangelo ancora non è arrivato in pienezza, no? Ma anche da noi dove è arrivato ma forse l'abbiamo dimenticato. E allora è una testimonianza importante, alle soglie peraltro, alle soglie del Giubileo del 2025. La tecnologia al servizio delle imprese. Interessante incontro alla Camera di Commercio di Agrigento. Davide Sardo. Commissario, in cosa consiste il nuovo sistema informatico degli sportelli unici? Sì, la Camera di Commercio di Agrigento presenta l'attuale evoluzione della digitalizzazione degli sportelli unici con l'obiettivo di assicurare nuova efficienza all'operatività degli sportelli ricorrendo alle più aggiornate tecnologie digitali per garantire il trasferimento dei dati tra i SUAP e gli altri enti coinvolti. La normativa di riferimento sui SUAP ha subito sostanziali modifiche finalizzate a qualificare la natura digitale dello sportello ed adesso occorre mettere in atto i cambiamenti attesi. In tale contesto, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha affidato a Unioncamere l'attuazione del progetto PNRR e le Camere territorialmente competenti sono impegnate ad accompagnare i soggetti coinvolti assicurando competenza, assistenza in funzione dei traguardi previsti. E la nostra Camera, nello spirito che ha sempre avuto, è concentrata su questa tematica e con i nostri funzionali, le nostre strutture siamo al servizio delle imprese e di tutto il territorio. L'importanza di questo incontro, commissario? È un incontro che con gli oratori presenti daranno molte delucidazioni su come interfacciarci in maniera da avere un risultato ottimale e poter dare dei servizi alla nostra comunità. Sì, a marzo dello scorso anno, del 2023, il Dipartimento della Funzione Pubblica Nazionale ha affidato al sistema camerale, in particolare a Unioncamere, con la collaborazione di tutte le Camere di Commercio, un progetto sulla digitalizzazione degli sportelli unici delle attività produttive e degli sportelli unici dell'edilizia, un progetto a valere sulle risorse del PNRR. Attraverso questo progetto, con la collaborazione informatica di Infocamere, che è una società anch'essa del sistema camerale, si è realizzata un'infrastruttura tecnologica di aggiornamento che consente alle imprese e ai comuni che ricevono le istanze da parte delle imprese che vogliono avviare attività produttive di realizzare una interoperabilità dei dati a livello nazionale con una standardizzazione di questi. Il sistema è già entrato in funzione già da diversi anni, adesso si propone un aggiornamento di natura tecnologica che garantisce ancora più elevati standard di interoperabilità e che quindi dovrebbe consentire
alle imprese, anche a quelle del nostro territorio, di agevolare le loro istanze di avvio di attività produttive o di modifica delle stesse. Nel particolare questi aggiornamenti quali vantaggi danno alle aziende e alle imprese? Danno dei vantaggi in termini di operatività e di efficienza, riduzione ovviamente del carico delle istanze cartacee e soprattutto l'aggiornamento che ci verrà adesso illustrato consente anche il coinvolgimento degli enti terzi, cioè di quegli enti che entrano nel procedimento attraverso l'espressione di pareri, quali le soprintendenze, le capitanerie, tutti coloro, vigili del fuoco, tutti coloro che devono rilasciare dei pareri in ordine a determinate istanze. Questo agevola anche la fluidità dei dati e quindi le istanze verranno evase in tempi ancora più brevi, si spera. Riapre a Licata la chiesa di San Domenico. Ci sono le interviste di Angelo Augusto. Riaprire una chiesa, un edificio di culto che certamente è nella memoria religiosa, ma io direi anche nella memoria emotiva di tanti fedeli che in questa chiesa avranno vissuto l'inizio della vita, i battesimi, ma anche la terza nascita, quella alla vita eterna, i funerali di persone care e poi quei sacramenti che ci stanno dentro. Quindi poter restituire a questa memoria i luoghi, questo luogo qua di San Domenico, certamente è importante. Abbiamo scelto con il Vescovo questa data del 1 luglio che segna così un po' la sintesi, diciamo, di questi due avvenimenti, sia la riapertura della chiesa restaurata sia il 90°. È un momento di grazia, la comunità è felice, entusiasmata, Licata si aspettava da tempo di rivedere questa chiesa ripristinata nel migliore dei modi per come si è potuto fare e siamo contenti e soddisfatti del risultato ottenuto. Ci siamo concentrati sul campanile, qui abbiamo rifatto il tetto e messo in sicurezza la torre campanaria, poi abbiamo fatto dei lavori abbiamo appeso le centri nel controsoffitto con l'ordinatura del tetto che era in ordine, un servizio igienico nuovo di sana pianta che non c'era e poi ci siamo concentrati a dare lustro al prospetto principale che era il prospetto laterale e tutto all'interno in modo da poter riaprire questa chiesa che era da parecchi anni chiusa. E veniamo alla siccità, ci sono le prime misure, vediamo. Sono 92 milioni di euro in arrivo in Sicilia per la realizzazione di infrastrutture idriche prioritarie. Si tratta del primo stralcio di finanziamenti destinati ai 49 interventi per complessivi 1,6 miliardi inseriti nel piano idrico della regione siciliana, interamente approvato dal Ministero delle Infrastrutture e inglobato nel piano nazionale per la sicurezza del settore idrico. La pianificazione regionale è stata predisposta su disposizione del presidente della regione Renato Schifani, dal Dipartimento dell'Agricoltura, di concerto con l'autorità di bacino, il Dipartimento Acqua e Rifiuti Siciliacque, i consorzi di bonifica Sicilia Occidentale e Sicilia Orientale. Il piano è finalizzato alla programmazione delle opere necessarie all'approvvigionamento idrico primario, alla prevenzione della siccità, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture anche per accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di acqua, migliorando le reti di distribuzione. Con questa prima tranche di finanziamenti, afferma il presidente Schifani, metteremo subito in cantiere alcune delle opere programmate per affrontare un fenomeno che sta colpendo duramente la nostra isola. È solo l'avvio della mole di interventi che abbiamo previsto nel piano di cui la Regione per la prima volta si è finalmente dotata
con una visione sistemica d'insieme. Adesso si passa alla fase operativa con le strutture regionali impegnate a realizzare senza indugi quanto previsto. Vigileremo affinché cittadini e imprenditori siciliani possano avere al più presto risposte concrete per colmare le annose lacune del nostro sistema idrico. Gli interventi prioritari nel piano sono contraddistinti dalla classe A, tra questi le opere di automazione, controllo, modellazione, monitoraggio dell'infrastruttura idropotabile di sovrambito, costo 50 milioni, e la bretella tra il serbatoio Salleo e il potabilizzatore di Gela, 11,7 milioni, per le quali il soggetto attuatore Siciliacque SPA sarà invece il Consorzio di Bonifica 9 di Catania ad attuare gli interventi per la sostituzione della condotta metallica sul fiume Simeto in località Ponte Barca, con la quale vengono consegnati i volumi irrigui alle prese di quota a 156 metri sul livello del mare, costo 23,4 milioni. Un ulteriore intervento sul Simeto in capo allo stesso consorzio prevede la manutenzione straordinaria del sistema di paratoie dello sbarramento contrasto per l'alimentazione del sistema irriguo, costo 48,8 milioni di euro. La cronaca, la tragedia al lido di San Leone dove un uomo di Porto Empedocle è annegato. Il mare, a causa del forte vento, era molto agitato. Arturo Cantella. È Giuseppe Russo, di anni 57, residente a Porto Empedocle, l'uomo che ieri, nonostante il mare agitato e le forti correnti, ha deciso di entrare in acqua a San Leone, nel mare antistante il lido Acquaselsa, e che si è tramutata poi in una tragedia. L'accaduto è ancora poco chiaro, in quanto alcuni cittadini del luogo lo avrebbero visto entrare in acqua vestito per poi non rivederlo più. La notizia è stata diramata ieri verso le ore 12, quando alcuni abitanti del posto lo hanno visto in difficoltà. È stato travolto dalle onde e dal forte vento che non gli permetteva quella stabilità dovuta. Dei cittadini, vedendolo galleggiare, hanno subito diramato l'allarme alle forze dell'ordine, al 112, i soccorsi sono arrivati immediatamente, ma si è verificato che non respirava più. Diversi sono stati i tentativi di rianimazione del personale medico del 118, arrivati in spiaggia insieme ai vigili del fuoco, che hanno provveduto immediatamente a recuperare il cadavere. Anche la Capitaneria di Porto, presente con la sua motovedetta, con il suo personale, è prontamente intervenuto, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno iniziato le indagini per capire cosa veramente fosse successo, chiedendo ai presenti di raccontare quanto avessero visto. Nel frattempo è arrivato anche il medico legale che ha fatto l'ispezione cadaverica dichiarando la morte per annegamento. Il magistrato di turno, avvisato dalle forze dell'ordine, ha disposto la rimozione della salma. Non si è capito ancora se il suo gesto sia stato volontario o no. La comunità empedoclina è stata profondamente colpita da quanto accaduto ieri. Era ben conosciuto in paese il Russo. La notizia ha provocato grande commozione. Su quanto accaduto è intervenuto il Codacons di Agrigento, che ha affermato come il comune non ha ancora attivato il servizio di sorveglianza e salvataggio delle spiagge libere. Di Rosa, responsabile del Codacons provinciale, ha evidenziato che la mancanza di questo servizio essenziale per la sicurezza pubblica rappresenta una grave negligenza da parte delle autorità locali. La legge regionale, afferma il Codacons, prevede il servizio per tutti i giorni, dalle 9 alle 19, tra i 60 e i 120 giorni, da fare dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno, ma il comune di Agrigento, afferma il Codacons, non ha mai rispettato pienamente tale normativa, facendolo solo per brevi periodi, non più di un mese, spesso a fine stagione. Di Rosa auspica un pronto intervento della magistratura e che vengano presi provvedimenti per evitare che in futuro possano ripetersi fatti del genere. Abusi su minori con patologie, arrestato a Catania un dipendente di una casa di cura.
Un uomo di 59 anni, le cui iniziali sono PA, si trova agli arresti domiciliari su disposizione della Procura distrettuale della Repubblica di Catania, Polizia di Stato, per reati di atti sessuali anche nella forma tentata nei confronti di 3 minori a lui affidati per ragioni di vigilanza e custodia. L'uomo incensurato si è reso responsabile di gravi condotte nei confronti di minori affetti da patologie frequentanti un istituto di cura che si trova nell'Interland Etneo. Avrebbe abusato dei poteri connessi alla posizione ricoperta in seno alla struttura in cui lavorava. Le investigazioni, basate su dettagliate testimonianze dei 3 minori coinvolti, sentiti nella forma dell'audizione protetta, e soprattutto da alcune chat rinvenute sui cellulari di 2 delle persone offese, hanno delineato un quadro particolarmente allarmante. In servizio l'uomo nell'istituto avrebbe compiuto atti sessuali con un minore di soli 13 anni. La denuncia della madre ha rappresentato l'input investigativo. A questo minore si sarebbe approcciato attraverso regali di vario genere, caramelle, patatine, lattine di Coca-Cola e un paio di occhiali da sole, nonché tramite la promessa di somme di denaro per l'imminente onomastico e compleanno, e con comunicazioni su WhatsApp a chiaro sfondo sessuale. Inoltre avrebbe elargito somme di denaro comprese tra 15 e 20 euro e doni di vario tipo. Il giovane avrebbe cessato poi di frequentare per motivi di cura all'istituto, ma l'uomo avrebbe continuato ad effettuare nei confronti di un terzo minorenne, anch'egli in cura nella struttura, proposte sessuali. Rintracciato nella mattinata di ieri nella sua abitazione, dopo l'espletamento delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. La perquisizione personale locale informatica ha fatto sequestrare il telefono cellulare e altro materiale informatico in uso all'indagato, i cui contenuti saranno analizzati al fine di individuare ulteriori elementi di interesse. Arriva la prima condanna dopo le indagini legate all'omicidio di Lino Celesi, l'ex calciatore assassinato lo scorso 21 dicembre al culmine di una sparatoria avvenuta all'interno della discoteca No 3 di via Pasquale Calvi a Palermo. Al termine del processo, che si è svolto con il rito abbreviato, il giudice Elisabetta Stampacchi ha inflitto al 23enne, il più grande dei 2 fratelli arrestati per l'omicidio, 4 anni di carcere e 6.000 euro di multa, 2 in meno rispetto alla richiesta del pubblico ministero Vittorio Coppola, assistito come l'altro imputato dall'avvocato Vanilla Amoroso. Doveva rispondere di porto e detenzione della pistola con la quale sarebbe stato ucciso il 22enne del CEP durante il faccia a faccia tra 2 comitive, poi conclusosi però in una tragedia. Di essere l'esecutore invece accusato il fratello minore. L'arma del delitto non è mai stata ritrovata, per la difesa sarebbe stata salva e dunque incapace di nuocere. Il 23enne, pescivendolo e con un figlio piccolo, aveva dato una versione diversa, cioè di aver comprato una scacciacani da una persona tramite Telegram e poi averla gettata in un cestino dei rifiuti nei pressi del No 3, una tesi a cui il tribunale però non ha creduto. Per l'accusa non ci sarebbe stata una seconda pistola, ma sarebbe stata sempre la stessa a fare fuoco nei momenti concitati dello scontro divampato nel locale. Per il sostituto procuratore Paoletta Caltabellotta, l'altro fratello, che a maggio ha compiuto 18 anni, deve invece rispondere di omicidio. L'udienza preliminare davanti al giudice del Tribunale dei minorenni Antonina Pardo è stata fissata per il prossimo 23 luglio. Ancora cronaca, anche gli ultimi accertamenti della polizia scientifica confermano il suicidio dell'imprenditore palermitano Angelo Onorato. Sempre più accreditata l'ipotesi del suicidio per la morte dell'architetto Angelo Onorato. La polizia scientifica ha infatti accertato che sulla fascetta trovata stretta al collo dell'uomo non ci sono tracce biologiche di persone estranee, ma solo il DNA del professionista e di chi gli ha prestato i primi soccorsi. Un aggiuntivo fattore dopo l'esito dell'autopsia svolta all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico dal medico legale Tommaso Danna, che affermava di non essere stata trovata alcuna traccia di aggressione sul
corpo della vittima. Nessun segno di un eventuale tentativo di divincolarsi dalla presa di un assassino. Gli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile stanno passando a setaccio le copie dello smartphone e del tablet estratte dalla polizia scientifica. Si esaminano una gran quantità di dati, molti dei quali erano stati cancellati, ma recuperati cercando di scoprire la pista di un disagio, di un ricatto, di qualcosa che possa giustificare il gesto estremo di un uomo che all'apparenza risultava possedesse tutto dalla vita, ma che aveva scelto invece di non confidare un dolore profondo nascosto alla famiglia e amici. L'ex direttore della Biblioteca Museo Luigi Pirandello di Agrigento, Vincenzo Caruso, è stato assolto con motivazioni diverse dall'accusa di stalking a sfondo sessuale ai danni di una dipendente della biblioteca. A pronunciarsi è stato il giudice monocratico Manfredi Coffari. Il PM aveva chiesto la condanna di Caruso a 4 anni. Cambiamo argomento. Disabile senza braccia attraversa a nuoto lo stretto di Messina. Vediamo. Lo scopo di questa iniziativa è innanzitutto di promuovere attraverso la traversata dello stretto di Messina la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre vorrei che fosse anche di monitor e di esempio a tutte le persone che magari si abbattono per molto meno di quello che è successo a me e hanno difficoltà nel superare questi problemi, e volevo far capire loro che effettivamente i problemi la vita te li mette davanti, ma se uno ha grinta, volontà e tanta costanza può risolvere, può trovare anche delle forze inaspettate. L'idea dello Stretto di Messina nasce attraverso una sfida accettata da un mio collega di lavoro, testimonial formatore per la salute e la sicurezza, che lui l'aveva fatto tempo fa, mi ha proposto questa sfida e io e mio figlio Kevin lo abbiamo accettato ben volentieri. Questa qui sinceramente è la prima volta che faccio una manifestazione del genere in acque libere. C'è stata una preparazione che è iniziata l'anno scorso in mare, continuata quest'inverno in piscina per diverse ore settimanali e finita fino a qualche giorno fa in mare per testare appunto le condizioni delle correnti e soprattutto anche la tenuta di strada per la lunghezza, per la distanza. Vorrei lanciare un messaggio a tutti i giovani e a tutti i ragazzi di non abbattervi, purtroppo la vita è difficile, spesso e volentieri ti mette di fronte a dei muri che sembrano insormontabili, ma ragazzi non vi perdete d'animo che vedrete che se non riuscirete a sorvarcarli li butterete giù tranquillamente. E oltretutto vorrei anche lanciare un appello a tutti i datori di lavoro, tutti gli imprenditori, che la sicurezza spesso e volentieri viene vista come un costo, ma sinceramente è qualcosa di utile per fare la differenza tra tornare a casa sani e salvi la sera, tornare a casa nelle mie condizioni 12 anni fa dopo 11 giorni, da quel 4 giugno del 2012, oppure purtroppo come fanno troppe persone sui luoghi di lavoro non fare più ritorno a casa. Mi sento di dire che ci vuole più attenzione da parte delle istituzioni, più controlli, ma soprattutto ci vuole più consapevolezza personale, perché purtroppo spesso e volentieri vediamo che l'infortunio succede a un'altra persona, quindi non ci tocca proprio in prima persona. Dobbiamo capire che se è capitato a lui non è stata una fortuna nostra, non è stata una sfortuna sua, potevamo esserci noi tranquillamente quella mattina. Dobbiamo capire quello. Per me è un grande onore, un privilegio riuscire a fare la traversata dello Stretto di Messina con mio figlio in mare e mia figlia a bordo. Poi non so per loro. Spero che sia altrettanto per loro. Grazie. Linea alla regia per la pubblicità, torniamo tra poco.
Per l'antenna di telefonia al villaggio Pirandello di Agrigento si va avanti nonostante la petizione e le proteste dei cittadini. Per la installazione dell'antenna 5G al villaggio Pirandello di Agrigento c'è una forte preoccupazione tra gli abitanti residenti. Nei mesi scorsi avevano già sottoscritto una petizione esprimendo la possibilità di pericoli per la salute pubblica e inviato una lettera al sindaco come responsabile della stessa. Intanto nel quartiere del villaggio Pirandello è arrivato nel pomeriggio di ieri un tir con altri mezzi per installare l'antenna di 20 metri per il ripetitore 5G. Su un terreno privato in via Edoardo De Filippo, a pochi metri dalle abitazioni. In breve tempo i residenti si sono radunati sul posto. Nei mesi scorsi avevano già sottoscritto una petizione esprimendo preoccupazioni per la salute pubblica e inviato una lettera al sindaco come responsabile della stessa. I cittadini hanno avviato una raccolta firme indirizzata al sindaco, alla prefettura, alla procura, all'ARPA, accompagnata da una lettera aperta che manifesta preoccupazioni per le dirette, immediate e gravi conseguenze per la salute pubblica. Si teme che le richieste di autorizzazioni presentate nel 2021 oggi con le normative soggette a modifiche non siano più valide. I residenti hanno chiesto immediati chiarimenti sulle autorizzazioni per l'installazione della stessa, poiché le richieste risalgono all'autunno del 2021. Hanno chiesto agli operai di sospendere i lavori in attesa di verificare i permessi e hanno anche allertato i carabinieri. Dopo l'intervento dei militari i lavori sono ripresi regolarmente e procedono abbastanza velocemente. I residenti esasperati attendono una verifica attenta e puntuale presso gli uffici tecnici comunali per esaminare la pratica e conoscere eventuali soluzioni. Non si comprende come mai le antenne non si possono installare presso la zona Villa Seta, che dopo la rottamazione delle TV locali molti tralicci giacciono inutilizzati nella collina. Per i 100 anni di fondazione delle Suore Morinelliane sono in programma a Licata solenni celebrazioni l'11 e il 12 luglio. Le suore faranno festa in onore del loro fondatore Vincenzo Morinello, che il 12 luglio del 1924 volle la nascita della congregazione. Continuano a creare qualche problema, ma i tappi delle bottiglie di plastica che non si staccano da oggi nell'Unione Europea sono obbligatori. Per i rivenditori scatta l'obbligo di vendere soltanto bottiglie di plastica con il tappo attaccato, il cosiddetto tappo solidale, che impedisce la dispersione nell'ambiente. Si è concluso a Canicattì l'anno sociale 2023-2024 del Lions Club Castelbonanno, con il passaggio della campana tra la presidente Rosa Maria Corvo e la nuova presidente Flavia Licalzi. È ripartito il servizio di collegamento per il centro storico fino alla cattedrale delle Moody Bus, le navette turistiche elettriche. Il costo del biglietto è di 5 euro. Residenti ed anziani, avendo la disponibilità di posti, possono viaggiare gratis. Siamo allo sport. L'isola di Ustica si prepara ad accogliere la 13ª edizione del Giro Podistico, il servizio. Anche quest'anno la Rimania Protetta sosterrà con il proprio patrocinio alla 13ª edizione del Giro Podistico Isola di Ustica. Si conferma ancora una volta un evento di punta, un evento sportivo all'aria aperta, un circuito nazionale, dove anche qui il messaggio è lo sport e l'ambiente. Uno sport fatto all'aria aperta viene ovviamente associato a quello che è l'ambiente, il mare, la natura e la sostenibilità. Anche quest'anno sono previsti dei momenti di divertimento e non solo di sport. Avremo parecchi atleti da tutta Italia che percorreranno le strade e i sentieri dell'isola di Ustica. Sono previste 4 tappe, il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato, con premiazione finale per ogni tappa.
Una tradizione che continua, quella del giro podistico, che mette insieme le bellezze dell'isola di Ustica, l'agonismo sano e divertente che si crea su quest'isola in questa settimana che va dall'8 al 14 luglio. Molto di più che podisti, molto di più che turisti, è un connubio unico che farà sicuramente felici tante persone. Noi siamo contenti di poter organizzare insieme all'amministrazione comunale e alla SD Sport Nuovi Eventi, in collaborazione con l'AXI, questo evento che ormai a livello nazionale è un appuntamento per tutti i podisti. E con lo sport è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.